Buongiorno cari amici e benvenuti ancora alle live splash del vostro Marietto Veneziano. Vedete che oggi sono con le cuffiette, mascherina, timer, vedete il timer, insomma sono allardatissimo per questa nuova splash. Avete visto che ieri sera il The Guardian nelle sue bellissime sibille ha promosso, ha incominciato a far vedere la prossima bomba che stiamo per sganciare. Vi ricordo che chiunque ci abbia già pagato in anticipo i ciondolotti sono in viaggio, vi ho detto che ci vuole 2 mesi, lo dico solamente per tranquillizzarmi chi ha già pagato. Nessuno è mai stato non soddisfatto, cioè nel senso che ha dovuto aspettare, ma purtroppo una parte, visto che sono dei ciondoli molto rari, non è facile trovarli, quindi ci vuole il suo tempo e la pazienza di riuscire a farli arrivare, perché arrivano dall'est, da molto distante, hanno varie dogane, poi quando arrivano ci vuole quel mese di attivazione, no? Quindi per chi ce li ha già pagati voglio ricordare che noi non ci siamo dimenticati, ma è solo questione di tempo. Vi ricordo che questa live va anche sul tubo in copia con un sonoro, e quindi chi non lo ascolterà su Face o sui social, su Twitter, lo ascolterà sul tubo. Bene, parliamo un po' anche di questo nuovo ebook. Questo nuovo ebook avrà una dozzina di circuiti inediti, ovvero noi abbiamo già messo qualche circuito di questo online gratuito, ma non saranno attivati, nel senso che chi comprerà questo circuito, cioè questo ebook di solo 50 euro, che li vale tutti, no? Avrà dentro inserito dei numeri Busby speciali, saranno attivati secondo le proprie vibrazioni e nascosti in modo invisibile i nomi in ogni circuito, quindi ogni circuito sarà ad hoc vestito con un elementale di protezione, così che è più la password entrata. Quindi questo nuovo ebook di 50 euro lo trovate esclusivamente nel sito del capitano.altervista.org e adesso è in elaborazione, quindi anche chi lo paga adesso dovrà aspettare minimo un periodo di 15 giorni, per il semplice fatto che stiamo definendo le ultime migliorie e le spiegazioni in modo che sia fruibile. Quindi lo ricordo, 50 euro nel sito del Capitano, nella zona shop del sito capitano.altervista.org. Bene, poi vi ricordo ancora che quando il Marietto Veneziano o il The Guardian fanno le Dagide, vi ho sempre detto ci vuole il suo tempo, ma alla fine funzionano. Non bisogna essere, come si suol dire, gente che non ci crede, basta che non ci si metta in mezzo sempre a chiedere se funzionano o no, perché alla fine funzionano sempre. Ci vuole il suo tempo e bisogna fare il panterei, tutto scorre. Bene, oggi di cosa possiamo parlare? Possiamo parlare anche del futuro del Marietto Veneziano come divulgatore. Sapete che ormai il vostro Marietto Veneziano alla mattina verso le 10 farà delle sibille live gratuite in cui chi vuole potrà fare la domanda sui vari social, sul canale YouTube del The Guardian, canale YouTube del Marietto Veneziano e sul diario del Marietto Veneziano, le ore 10 più o meno. Adesso i giorni sono ancora così criptici, nel senso che dobbiamo vedere, non per le, chiaramente, nel senso non per le persone, sapete che c'era quella special di serie TV, le casalinghe disperate, cioè non è che voglio coprire quella fascia lì, ma ci siamo resi conto che alla sera molte persone, molti uomini, donne, magari hanno altri impegni dalle 8:30 in avanti, no? E allora magari per loro viene più comodo contattare gratuitamente il The Guardian Marietto Veneziano, soprattutto Marietto Veneziano, che le farà alla mattina dalle 10 in avanti. Quindi dobbiamo studiare un po' i giorni ideali per poter essere più fruibili con tutte, con le sibille. Il pendolino gratuito sarà mezz'ora dalle 10 alle 10:30 per chi vorrà fare domande. Però l'importante è sapere una cosa, che su Face, se voi fate le domande e non siete iscritti a StreamYard, che è la piattaforma che usiamo, non le si vedono, quindi l'ideale sarebbe iscrivervi a YouTube del Marietto Veneziano per fare in modo che poi le domande
le si possono vedere. Tanto per dare un'idea. Saluto Daniela. Ciao Daniela. Allora Daniela, i ciondoli costano 150 euro, sono dei ciondoli che si possono trovare nel sito capitano.altavista.org e sono dei ciondoli che hanno 8 protezioni radioniche chiaramente. Ne ho parlato spesso e volentieri nelle varie live e anche nei varie pillole che il vostro Marietto ha messo nel sito capitano.altavista.org e ha spiegato anche. Sono dei ciondoli protezioni che hanno raffigurato il simbolo della, come si dice, della scala che porta alla Keter, che è poi l'albero sefirotico, ma è un ciondolo molto potente, no? E in abbinamento ci sono sia i sigilli che le book, però vi spiego che non sarà copiabile, nel senso che ogni book sarà dato praticamente su misura della persona che lo acquista e quindi praticamente ogni persona che se lo acquista, già dal momento che l'ha acquistato viene attivato, funziona anche se non lo stampa. Sarà praticamente qualcosa di veramente tosto per chiunque lo attiva per se stesso, lo compra, costa solo 50 euro e li vale tutti. Li vale tutti perché è un investimento per il proprio corpo eterico, no? È praticamente un ciondolo in formato un po' più potente, mettiamolo giù così. Il ciondolo è anche una cosa cabalistica, quindi ve l'ho già spiegato, non è per tutti. Ciao Alessandro, il ciondolo se lo possono comprare solo i cabalisti dal mio punto di vista, perché ho già visto gente che grida lo voglio comprare e non lo comprerà mai, magari a case, ville, giardini, e c'è gente invece che mette via €1 al giorno e alla fine se lo compra. Lì è una questione proprio di scintilla interna dell'anima, no? Quindi invece le book possono comprarselo tutti per il semplice fatto che c'è poco di, tra virgolette, cabalistico, mettiamolo giù così. È una cosa come se uno si comprasse un giubbotto antiproiettile, un carro armato. Alla fine è questo. Ma ritorniamo alle Dagide, perché quando viene lanciata una Dagida, che voi ci crediate o no, funziona. Ci metterà il suo tempo, 6-9 mesi, ma alla fine funziona sempre. Quindi, cari amici, abbiate tranquillità. Quando una Dagida viene lanciata non c'è santo che tenga, alla fine va in centro il bersaglio. Abbiamo sempre degli sconti, ogni giorno la gente ci contatta per confermare che alla fine, magari non ci credevano all'inizio, erano un po' perché pensavano che fosse una cosa un po' così, no? Pensavano di aver buttato via i loro soldini, ma alla fine abbiamo sempre dei riscontri positivi. Quindi cari amici, sono qui anche per dirvi che di avere tranquillità, fede e in un certo senso non disperarsi se magari qualcuno ha fatto fare dei lavori e alla fine non vede subito i risultati sperati. Poi cosa possiamo dire? Abbiamo spiegato un po' appunto delle sibille live che d'ora in avanti dalle 10 più o meno degli orari dei giorni che ancora dobbiamo studiarci dietro, e quindi lo ripeto, no? Ci sarà questo nuovo format in cui alla sera avremo praticamente alle 21:30 il Hildegarda lunedì, al mercoledì Marietto Veneziano alle 20:30 con supporto di Hildegarda, al venerdì il Hildegarda alle 21:30 e poi avremo al sabato di nuovo il Hildegarda Marietto Veneziano online insieme col supporto, e poi alla mattina, a dipendenza delle mattinate in cui vedremo che ci sarà più bisogno, più richieste, il Marietto Veneziano da solo con le sue live splash un po' dissacranti, un po' burlone, un pochettino sopra le righe. Per il momento penso di aver detto tutta questa direzione, più vi ripeto ancora l'ebook che costa 50 euro, lo trovate nel sito capitano.altavista.org e non sarà in nessun altro come si suol dire, in nessun altro sito. Abbiamo deciso di venderlo solo nel sito capitano.altavista.org, prima di tutto perché lo gestiamo noi, per una sicurezza che ci sono dei meccanismi di anticopiaggio e di e di protezione anche per chi lo acquista, perché adesso non è tanto se uno lo acquista, ma il fatto che ci sarà proprio dentro il suo campo energetico vibrazionale e quindi di conseguenza dobbiamo tutelare anche chi lo acquista, anche perché magari qualcuno prendendo qualche circuito
con su magari le sue vibrazioni potrebbe fare delle scemate, no? O magari agganciarsi all'insaputa di chi lo acquista, e quindi deve essere un ebook molto molto protetto, molto blindato, insomma qualcosa veramente ad hoc per chi investe questi 50 euro. Bene cari amici, io per il momento penso di oggi di aver detto tutto. Ringrazio ancora Hildegarda, ringrazio tutti quelli che seguono il Marietto Veneziano, tutti quelli che fanno delle domande. Vi ricordo che se fate delle domande sul social, no? Se non sono live restano vuote perché non si vedono, dovete fare le domande ad esempio di cuore, di lavoro, così, collegati in live, cioè dovete iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano e farle durante la live, non dopo, quando la live è chiusa e rimane solamente il video che va, perché vedo alcuni che scrivono anche dopo, ma lì non possiamo rispondere, noi rispondiamo solamente a quelli che vengono in live, direttamente in live. Penso di aver detto tutto, saluto di nuovo Alessandro e Le Pellegrino, e quindi sì, avete capito il messaggio, no? Per gli ebook 50 euro solo sul sito capitano.intervista.org, le Dagide vi assicuro che funzionano, dovete solamente avere pazienza, ve l'ho detto, minimo 9 mesi, se succede prima può essere un colpo di fortuna, ma quando viene lanciata una Dagida ci vuole il suo tempo di maturazione, ma minimo 9 mesi, perché? Perché la luna deve fare il suo corso, tutto deve fare il suo corso, non ci vuole fretta, no? La gatta che fa i bambini, la gatta che fa i gattini in fretta li fa ciechi, no? Ci vuole tutto il suo tempo, il suo periodo. Poi abbiamo parlato di ciondoli, costa 150 euro con 8 protezioni, anche lì ci sono dei riscontri positivi, gente che li ha che si sente meglio anche di umore, magari anzi viene protetto magari da nemici che non vede, non sa, proprio perché il ciondolo si attiva, no? Senza che la persona se ne renda conto. Quindi, detto questo, penso di aver esaurito tutto quello che potevo dire. Il vostro Marietto fra poco ritorna in pista con le Sibille, ha preso questo periodo, vedete, di tranquillità come il suo solito, in mezzo alla natura, no? Perché devo ricaricarmi, e poi ritornerò baldanzoso come ai vecchi tempi con le Sibille, pendolino, per dare, anche perché in questo periodo stiamo lavorando duramente per questo nuovo ebook, no? Che era già in gestazione da tanto tempo, ma abbiamo deciso di scendere in campo e di proporlo. Vi ricordo nel sito capitano.intervista.org, nella zona shop, dove troverete anche i lavaggi energetici a 100 euro e il ciondolo a 150 euro per chi vuole acquistarlo, no? Questo è quanto volevo dirvi per oggi, e per in un certo senso non rinforzare ma confermare, perché ogni giorno riceviamo conferme di persone che all'inizio non ci credevano che la Dagida avrebbe funzionato, ma che ci confermano che alla fine la Dagida, volere o volare, fa il suo lavoro sempre e comunque, anche se magari, come ho spiegato sempre, ci vogliono minimo 9 mesi. Ciao Gaia, grazie di esserti unita, e anche quindi bisogna sempre aver pazienza per quando si tratta di magia. Non credete a quelli che vi dicono che basta camminare, cioè che loro fanno i lavori in 7-28 giorni, perché a livello lunare, energetico, è una grande favola, perché la luna ci mette 28 giorni a fare un giro, no? Di energia, quindi figuratevi voi se entrate in un karma che voi non neanche sospettate cosa c'è dentro, in 28 giorni cosa si può fare? Si può fare niente, no? Bisogna almeno 9 mesi, che è poi la misura giusta anche per far nascere un bambino, cioè quindi i 9 mesi non è che l'ha inventato il Marietto, ma sono 9 mesi importantissimi per dare vita a qualsiasi tipo di progetto, no? Che poi può essere fermato sia dal karma dell'altro o delle variabili che non si conoscono, però 9 mesi diciamo che è una misura accettabile, e dopo i 9 mesi si incomincia ad aspettare i risultati, la crescita del lavoro. Bene, e poi anche un'altra cosa, perché un'altra persona l'altro giorno mi ha contattato ed è contenta di aver fatto il rituale di bando e protezione. Più che di bando era un rituale di, come si suol dire, di continuità, di prosperità
Questo è molto importante, soprattutto perché attività, fisioterapisti, dottori, dentisti, gente che mette le mani sugli altri pazienti che magari hanno, non so io, la colonna vertebrale storta, oppure dentisti, o gente che ha, come si suol dire, attività importanti, che ha dei dipendenti, e capite che queste attività devono essere protette con dei bandi di protezione, con dei, come si suol dire, dei riti operativi di, come si suol dire, di protezione che possono durare anche un anno. Ci sono banche, studi di avvocatura, notai che ci contattano per avere questa sicurezza che chiaramente, perché voi dovete pensare che non è che tutti gli stinchi di santo siano nelle patrie galere, no? C'è in giro qualcuno che si porta in giro un karma tremendo, e quindi è chiaro che se uno ha un'attività deve cercare di premunirla, e quindi bisogna sempre picchiare quando chiaramente sta bene. Il problema è che dall'esoterista la gente va quando le vacche praticamente sono scappate dalla stalla, e allora cerca di chiudere la stalla, ma dopo lì la cosa diventa più difficile. Quindi a quelle 200-300 persone che vedranno questo video che non conoscono ancora Marietto Veneziano, il Marietto Veneziano vi consiglia di andare da un esoterista di fiducia, che non potrebbe essere anche non essere la Hildegard, il vostro Marietto Veneziano, e di chiedere di farsi fare un bando di protezione, no? Un rito che vi dico può durare anche un anno, cioè a cadenze di ogni mese si attivano queste forze planetarie, questi geni si possono anche chiamare, queste forze, per proteggere l'attività, che ve l'ho detto, può essere un dentista, un fisioterapista, un massaggiatore, un barista, cioè c'è gente che magari ha una catena di bar che ci contatta e quant'altro, e questo serve proprio per poter perpetuare il momento magico magari che hanno di benessere, no? Perché è vero che ci sono tante persone che in questo periodo viaggiano male, ma ci sono anche persone che per un motivo o per l'altro, karmico o quant'altro, viaggiano bene. Quindi è importante anche, quando si ha le vacche dentro la stalla, attivare tutte quelle protezioni energetiche che chiaramente si possono permettere in modo elegante, perché è chiaro che quando le vacche sono scappate poi dalla stalla la cosa diventa 10 volte più impegnativa, no? Dopo corrigli dietro a una vacca, se ne sono scappate 30, è chiaro che il discorso diventa sempre più impegnativo, e poi dopo si incontrano quelli che promettono che dopo 28 giorni ti fanno camminare sull'acqua, o ti mandano l'energia delle mani tramite il chi e il co, o le paroline magiche di destra e sinistra. Cari amici, quando si ha la stalla piena è lì il momento che bisogna operare con la magia. Ciao Miral, grazie di esserti unita. Quindi, capite, non è quando le vacche sono scappate dalla stalla che bisogna correre dall'esoterista, perché lì il lavoro diventa dopo 10 volte più difficile, e poi vi dicono entro 28 giorni ti faccio il miracolo, ti faccio camminare sull'acqua, ti mando un po' di energia col chi e a sinistra. Non è così che funziona. Già quando si sta bene e si ha le pile cariche, ci vogliono 9 mesi minimo, e poi di pazienza, perché chiaramente non sempre tutto viene a primo colpo, no? Anche se l'esoterista è bravo. Quindi figuratevi voi quando le vacche sono già scappate dalla stalla, se in 28 giorni vi fa ritornare o l'amato. Certo, può esistere il colpo di fortuna, ma lì non c'entra niente l'esoterista, ve l'ho spiegato tantissime volte. Quindi, cari amici, quando una persona a livello fisico, a livello finanziario sta bene, no? È il momento giusto di attivare tutto quello che si può attivare, perché è lì il momento d'oro di capire che bisogna fare le cose giuste. Quando invece la persona già, non so, l'amato che è scappato, la ditta che sta andando male, le cose, poi incontrate gente che vi promette mari e monti, ma non funziona così, perché ve lo dice il Marietto, minimo ci vogliono 9 mesi. Poi ve l'ha sempre detto, iniziare sempre da mago favato, perché? Per chi vuole capire qualcosa. Perché il libro del mago favato, ve l'ho spiegato tante volte, fondamentalmente non l'ha scritto Franz Bardon, ma l'ha scritto Heinrich Himmler a memoria postuma, perché avendo perso la guerra, chiaramente non l'avrebbero mai pubblicato col suo nome.
e lì spiega realmente come, in modo romanzato, come la società di oggigiorno viene tirata avanti, no? Quindi per chi vuole, in certo senso, anche addentrarsi nella materia dell'esoterismo, quello è un bel primo passo per riuscire a capire certe cose. E quindi non fidatevi di quei signori che in 28 giorni oppure vi fanno entrare in questi gruppi social a pregare un determinato giorno della settimana il Michelangelo, il Gabriele, il Pinco Pallo, lo Zorro di turno, per il semplice fatto che non è che sono queste forze celestiali che scendono, è il mago che sale a livello vibrazionale e di conseguenza come fate a far salire su 300 persone che si uniscono a chiamare giù una forza che non ha voglia di scendere dentro una palude, capite? Quindi ve lo ripeto, perché si fanno questi riti propiziatori per le ditte? Proprio perché il mago deve portare alla presenza di queste forze, queste società, per fare in modo che le guardi con occhio benevolo, che poi dopo questo mago riesca con le sue conoscenze, con le sue qualità, con le sue competenze, con la sua forza animica, a farsi ascoltare da queste forze che potete chiamarle come volete, aspirapolvere, Arcangelo Gabriele, poi ogni società le chiama come vuole, a un certo punto lì sta nell'abilità del magus, ma non è che se voi vi riunite al mercoledì sera per pregare l'arcangelo Pinco Pallino, questo vi ascolti, perché in mezzo a queste 300 persone ci potrebbero essere dei disperati che hanno un karma così tremendo che inficiano tutta l'operazione. Perché un mago che tira su 300 persone a certi livelli vibrazionali sicuramente è paragonabile al Padre Eterno. Quindi praticamente non credo che nei social ci sia gente di questo stile. Ci saranno bravi sicuramente esoteristi, ma mai faranno una cosa del genere. Magari vi possono spiegare come costruire la scala sefirotica, magari vi possono dare le basi, ma più di quello non possono, perché il resto del lavoro lo dovete fare voi. Ciao Sara, grazie di esserti unita, grazie Anto di Vita di esserti unita. Quindi perché dico queste cose? Perché sempre mi arrivano in PVT, dicono ma quello fa così, quello fa così, quello parla male dei tuoi circuiti, ma lasciate stare, perché è pieno di gente che vorrebbe fare i circuiti, è pieno di gente che li usa a scrocco, è pieno di gente che dice che non funzionano o funzionano troppo, di qua di là, ma lasciate stare perché lasciano tempo che trovano. Pensate solamente a voi stessi, a farvi fare i vostri riti e ve l'ho detto, se alcune volte il lavoro non arriva dovete pensare che è anche una benedizione, perché magari io ho visto gente che andava in posti di lavoro pensando di sì, aveva il Porsche, aveva il Mercedes, ma aveva poi il basso astrale dopo 30 anni. C'è chi ha la vista lunga e vede dove vanno a finire. Quindi certi posti di lavoro dovete incominciare a pensare che non sono un premio, ma è una mela avvelenata. E quindi fanno più male che bene. Quindi se in questo momento siete un pochettino tristi per l'economia, se siete un pochettino tristi per certe cose che vi stanno capitando nella vita, dovete sempre, non dico pensare positivo, ma riuscire a capire che se avvengono certe cose, molto probabilmente se avete attivato tutti i circuiti e avete tutte le protezioni che consiglia il vostro Marietto veneziano, che sono di qualità, molto probabilmente serviranno a evitare che abbiate certi problemi, no? Io tutti i santi giorni sento problemi di tutte le nature ed è normale perché siamo invischiati in questo basso piano vibrazionale e quindi è normale, però se noi attiviamo i vari circuiti, facciamo i vari riti propiziatori, soprattutto quando abbiamo la pancia piena, non quando abbiamo la pancia vuota, perché ve l'ho spiegato, se scappano le vacche e gli corriamo dietro, poi se 50 vacche vanno in 50 posti differenti, la fatica diventa più difficile, no? Quindi i riti si fanno sempre quando si sta bene, i circuiti si attivano sempre anche se si sta bene, maggior ragione anche se si sta male. Poi, quando si sta male fisicamente, si va prima dal medico, dal dottore. Sapete, c'è gente che arriva da me e mi chiede, ma io vedo già che fine sta facendo. Non lo prendo neanche in considerazione, per il semplice fatto che è inutile andare dall'esoterista quando si è bussato a tutte le porte e si è sbagliato tutto. Perché si voleva avere il Mercedes sotto casa, si voleva avere la donnina di scorta.
Poi è chiaro che se uno arriva malato, smercio, perché nella vita ha fatto tutti gli errori, non è che il Marietto Veneziano è come Padre Pio, capite? Cioè, cari miei, bisogna fare i passi giusti quando si sta bene. E se uno ha avuto la fortuna nella sua vita di incontrare il Marietto Veneziano o il De Garda e non avergli fatto lo sgambetto, chiaramente un piccolo aiuto si può tirare fuori. Ma se avete avuto la sfortuna di entrare in questi gruppi che al giovedì vi dicono al giovedì tutti in riunione perché si prega l'Arcangelo Gabriele, e poi vi infilza dentro di energie negative senza che voi lo sappiate, magari il botto non l'avete subito, ma dopo 3-6 anni magari incomincia a avere tutte quelle disgrazie. E poi vattelo a cercare chi è che ti ha infettato. Ecco, questo era solo per dirvi, ciao Eleonora, grazie di esserne unita. Quindi cari amici, attenzione nei social, attivate il cerchio di fuoco, l'ovetto colorato, se non sapete cos'è andate nel canale YouTube del De Garda del Marietto Veneziano, a cui vengono spiegate queste piccole strategie, metodi di protezione. Poi vi mettete nei vari circuiti gratuiti che il Marietto Veneziano ha dato per più di 5 anni. Vi ricordo ancora che fra un po' verrà già messo in vendita, per chi si vuole prenotare può già pagarlo nel shop del sito capitano.intervista, costa solo 50 euro e ogni ebook è fatto su misura per chi lo compra. E questi sono dei piccoli salvagenti. Certamente non vi faranno camminare sull'acqua dopo 28 giorni, ma vi eviteranno un sacco di problemi che ancora non conoscete e che sicuramente ci sono, perché ne arriveranno di tantissimi per tutti. Certamente chi ha già il ciondolo, chi già ha attivato tante protezioni, molto probabilmente molte legnate sicuramente le scriverà. Poi per il resto, come diceva mio padre, io penso ai miei figli, gli altri devono pensare ai loro figli però, perché sapete, ormai sono così vecchio che ho 60 anni che, quella mania della madre Teresa di Calcutta a me mi è andata un po' via, no? Finché avevo 40 anni correvo dietro a cercare di aiutare tutti, poi mi sono reso conto che non tutti si meritano anche l'aiuto del Marietto, e quindi aveva ragione mio vecchio quando mi diceva io penso ai miei figli, gli altri genitori dovevano pensare ai loro figli. Bene cari amici, come vi ho detto, voi se avete dei figli dovete pensare ai vostri figli. Marietto vi ha già spiegato alcune strategie, alcune sono gratis, li trovate nel sito capitano.intervista, più di 150.000 ebook sono stati scaricati, con la media di 10 ebook, 10 circuiti ebook sono più quasi 3 milioni e mezzo e 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiostesici gratuiti. Quindi lì nessuno può dirmi qualcosa, non so se incontrerò mai qualcuno che ha regalato via 2 milioni di circuiti nella mia vita, però io finora ci sono riuscito, per gli altri non posso mettere la mano sul fuoco. E più se qualcuno è geloso, parla male dei miei circuiti, lasciate stare. Quando lui ne avrà regalati via 2 milioni, no? E ci sarà riuscito, no? Potete portarmelo qui, ci possiamo sedere e discutere sulla qualità dei circuiti. Se no lasciate stare, perché lascerà il tempo che trovano, no? Ognuno poi misura i circuiti secondo la propria qualità animica, no? E quindi se uno vede tutto basso vuol dire che è basso già di natura. Bene cari amici, io ho detto tutto, la mia filippica, spero di non avervi annoiato, e prossimamente alla mattina, invece di vedermi trotterellare come un capriolo lungo il fiume, vedete, mi vedrete con le sibille in mano a rispondere alle vostre domande se volete farlo. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao. Com'è che si chiude qui? Ah, bene, va. Ciao a tutti.